pompiere, dicono che devi proprio farti fuori, e se vuoi fare rock in qualche modo che ti portiamo i fiori lì nei cimiteri mitici. Sei già dentro l'happy hour, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Dicono che nasci solo per soffrire, ma se soffri bene vinci il premio di consolazione. Chi non salta l'eccezione. Dicono che i sogni sono tutti gratis, ma sono quasi tutti quanti usati. Copriti per bene che non ti conviene il mondo qui. Sei già dentro l'happy hour, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Sei già dentro l'happy hour, vivere solo la metà. E la vita che non spendi, che interessi avrà? Si può però morire vivendo sempre solo per sentito dire. Si può però morire per la fame che non hai. Dicono che il cielo ti fa stare in riga, che all'inferno si può far casino, mentre il purgatorio te lo devi proprio infliggere. Sei già dentro l'happy hour, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Sei già dentro l'happy hour, vivere solo la metà. È la vita che non spendi, che interessi avrà? Si dice che di noi tutto con nostalgia, ma le sere andate. Racconto di essere stato raggirato da colei che credeva una signorina di nobili origini, e tutto si concluderà con un inaspettato colpo di scena che porterà il protagonista a riprendere i panni del siciliano autentico e a criticare i modi continentali. Per esigenze sceniche e trattandosi di attori non professionisti, il testo è stato in parte rielaborato ed integrato. Diamo adesso spazio ai nostri ragazzi e ci auguriamo che possiate trascorrere insieme a loro una piacevole serata all'insegna del sano divertimento. E tuo zio? Oh, disgraziato, della culo! La musica da se non ti spaghi!
Ma da come parli, va staso, Oh, visto che è una cosa, mi avete a fare di vetro 80 volte. Poi viene a fare capire che scuola roba lì. Ma se vieni, perché non è capottia? E che ne sai, si passa avanti per la Mi ridi che cosa stupido che è stupido no? Non lo lasciate, sta carrozza non mi sbarcò. tagliato. E perché non si ce la stai ricca a casa? Come hai fatto sempre? E che sai, Piccola saste, stupido. oh, tagliati che sono belli tutti e due. Si passa avanti per la vita. Non ci rispondeva, no, non ci volevo passare. Ma non sapevi imprimere, non sapevi senti, che era una cosa strana. Dopo 6 mesi che mangi, tu deve stare già qui. E sai che la scena di valigia la carrozza? Sì, ma qui ti metti, quando mai l'ha fatto una giusta? A te che si fa? Babba, io, tagli di Ehi, finitela, vicinite. Poi c'era tanta correre con tuo zio. Poi c'era una forastera, una cuccetta d'asta, un segretario. Mio zio è una bella donna contenta. Due erano i signori forasteri. No, una sola. come? Dicesti che era una forasterina continentale? Vi sbaglio non tu hai due, ma una sola era. Ci voleva a pigliare la tuo zio, non la saste. Oh, ma che c'ha succederà a Chirurdani, che per figli, che Chirurdani ha una faccia, c'è sempre che appasci lo cicero, tanta laurea. Ci voleva che meglio è. A te dopo, la che stai bello scomunicato, già. Caie. Ma Cara! Ti facessi la comunicare! Tutti siete felici! t'arrestava qua? S'arrestava cari miei, Don Mariano Berretta, mirava un foglio di vino e lo vedo cadello e potremmo avanzare e sgraziato caccia conica, lambaggine e fama interno della nazione stampa i rissi tutti meno chiedo chi era e sanorato per Dio viva la faccia dei medici di Roma, se mi consultai e tutti e tre fare una bandati dice lei caro signore è stato colpito Colpito! e se lei arrivava 48 ore dopo a quest'ora A quest'ora? Oh, bellame! Povero gol! E buono che ci change! Ringraziamo a Dio che l'avevamo capito e tu sarei stato cognace! la sua malattia dice il egregio signore è all'appendice All'appendice! State muto, chef. e lei è arrivata a tempo giusto per farsi operare. Come operare? Sicuro, riappendicite. Ma che maledetto era sta pernice? Ma caro Iannu facciano, appendice. L'appendice è un tubo superfluo che noi abbiamo in mezzo all'anteriore. Questo tubo si guasta e bisogna tagliarlo. Fin quando è a freddo si chiama appendice. Quando è a caldo, appendicite. E ti faceste l'operazione? Nunca no. L'apparatomia mutua. Mi spaccarono come un agnello. Mi tagliarono l'appendice e mi cosero come un occhio. Santissimo, è un ospedale! In una clinica privata. Un'assistenza che cade. Manco mi ha sognato. Medici, aiuto, infermieri. Alla vigilia mi misero sotto spirito. Ti rischi di stare muto. Ci dice la polizia alcolica, ogni è vero? Mi lavarono tutto con lo spirito. Poi mi misero in una colce di lana e mi portarono in sala operatoria. Pronti? E passione, ci spaccavano, che stava facendo? Io che la C7. Poteva fare. Guarda. E come potevano essere tutti di noi? Ma all'uppiaro mi misero una maschera. La maschera, e perché mi non guardare? Una maschera riccarza. E sopra la maschera ci misero una bucciazza di cloroformio.
e scricciavano scomunicati. Ah, che California, Don Michele. Branco al Paraguay, cloroformio, l'oppio. Dice, conti da 1 fino a 100. Io ho stinnicchiato e li scricciavano. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ma tu mi scivi, che non ti senti. E quando mi svegliai, ero infasciato come un piccerino di 40 anni. Ero una settimana sano come un pesce e con un appetito. Troppo una settimana? Un miracolo, signorina! Un signore Picciarelli Bala, addirittura già in Roma! Altri paesi, altra cultura, altro spirito. Insomma, lui ha tornato, tu, tuo cognato, e voi a giocare 7 a vostro zio. Che ci rinni l'ispirazione, risenere qua e di scappare sin il continente. Venire in questo continente! Senza questa ispirazione, a st'ora fosse morto. Scansatene, signori! Ma PDC ha ascoltato tuo zio! Ma te mameri! Non te la mettere? Io che uso più scozzette in casa. Roba pagana da contadini. Ma Bettina che soffre il raffreddore? Un raffreddore si cura con le docce fredde. Sapissi, zio, da tempo che fu fare a ce ne feci una, ma tutta ricamata, sapi com'era? Bella! Grazie, ma gioia, io non credo in neu. E ora che avevo a fare? Ah, raccillato, padre, che aveva la stessa misura. Già, dacci la tuo padre che pagano il contadino. No, Lucino, non mi pigliare le punte. Io volevo dire che oramai questa coppola in casa non la posso usare più, perché in continente un nifagge fredda più davvero, scozzette, papalini, cappi di notte, se ne virono un ogni mill'anno e sopra testa ricacchi vecchio, tignoso come un bolone, e sopra testa ripicciotti, mai, manco vi scherzo. E niente che siamo picciotti. E lo saccio come ti senti tu, ma per conto mio... Ma davvero, zio? Mariti non picciottello. Lei su, mi posso rimaritare. Zitti, che stupida! Perché è stupido? Perché sì? Che disse male parole? Sti discorsi di matrimonio. E nella storia della carina picciuttetta schietta. Ecco la parte duccatezza, ecco la parte sfatta di questo paese. Ecco la Sicilia, che poteva fallire. Ora io ma domani dico a tia, che se ne vecchia. Ah, io sono vecchio. Comodo, sei più grande di me, che ti senti più picciotto. Intendo dire che oramai sei una madre di famiglia. Ora ma domani dico, se Clementina gli aveva 18 anni. Ma là ancora manco 10 mesi per fare. 17 rotti, vabbè come voto. Se ci capitasse un buon partito di matrimonio, la maritasse? Chi sta in rubare i maniche? No, i maniche, sempre che ne so. La morale di questo paese è questa. Fino a picciottella si può maritare. Ma non può parlare di matrimonio, non signore. Ma lasciatele libere le donne, lasciatele sveltire, scaltritele, lasciateci sciogliere lo scilinguagnolo. A così che quando si maritano sanno che duffi hanno a fare. Bano, che novità che portaste in questo continente. E lasci di campare a tutti i sicilianelli, come avevamo campato fino a ora. E lasciane morire, come avevamo morto fino a ora. A uso talpi, a uso scecchi di pantalleria. Chiudi sta finestra, che mi raffreddo. E se senti freddo, mi conti mettere la papalina che ti fece tuo nipote. Io non ne uso più. E tra le altre cose, stare coperto davanti alle signore e da villano. E cosa stai signore? Da sola e tuo nipote, finiscola là. Oh, cara, tu ferrini, figlio. I signori possiamo io e tuo nipoti. Le donne si rispettano tutte, a cominciare da quelle che hai in casa. Se non va a passare pizzuti cuni e peri ripilu. Io vi volessi fare stare una pararà nel continente a viaggio. A così, quando tornassero, vi cascasse la faccia in terra. Pensando come avete campato un sino ora. Con la convinzione di essere
persone civili. Cola, mi mangiato a che punto sia? A buon punto, non ti pigliare sto pensiero. Mangiaste? Ho fatto colazioni al ristoratore della stazione di Catania. E ti facevano un broro? Ammazziamo una iardina e chi era anni quanto una casa? Buono, Marastella, antisediale proprio. Sa mangia stasera prima di s'accuccare. Allora non pensiamo a questo. Tecca, luce! E che fare con tutte queste cose? Non vedi che sta che mi rasti a 2 anni che l'hai mettuta? E apposta ci sposi minaro balisico, senza bisogno concemerlo. Non ce ne uno ogni 2 mesi e fai la persona volere. E niente, Lucino, ti sparti con tuo figlio. Se ruba le cravatte ce ne ha bisogno. No, e ti accenna un'altra cosa. Tecca! E chi è sto coso? Porta cinciato. Magari la porta culazzo. Che stupido sto Caruso. E come potti pigliare? Non vedi che porta moneta con leva di sicurezza? Chi ti scappa resta occa, luce? Dalle padre e dalle figlie. Questo ieri, accendino tippi con leva di sicurezza. Tic da dome e pure tic da studa. Grazie, zio. Che belli cosi che ci sono in continenti. Dalle quali comunque che certo ode non trova manca accendere. Vieni qua, Clementina, vieni qua, Clementina, vieni qua. Avanti. Sorella, qua. La testa, erta, non ti turrubare. Lo sguardo in aria, e non ti chiamare. Cola, ma che fascisti? Non sapevi che io portavo sciallo. Quanti cappelli portasti di mia. E apposta pare una magliara quando sei una signora. Io se lasci così parto muruvuto. E tu invece di portare un voto, quanto caffè e fai un'altra fuori. Quindi non mi muovete, ma c'è guardatevi a specchio. La verità, Luci. Non pigliare un'altra fisionomia. Volendo paressero 2 continentali. No, vero. Ma la stella l'ha avuto sempre già di continentale. Sta fare sto smacco tu. Questi per saperlo sono scelti da una persona come il Po, piena di gusto e continentale perfetta. Oh, ma ragiona, zio. Sembri che fai bella. Sentiti tu stupido. Invece di stare qua e fare un redino, perché non c'è più di fare il gelato, zio? Per caso li la sta da carrozza? Crio, non c'erano da parte tu. Come, Crio? Non sei sicuro? E per ora non mi servono. Allora va figlio. Per essere non moverti. Cola, specialmente dopo che sto cucchiere occhi di puli scendi poco firato. Chi la sta steggiando? Ma non vi Ma preoccupate. che cigli? Non vi dovete preoccupare. I valigie sono al luogo sicuro. Più sicuro della tua casa, Cola. C'è paura che avessi qualche incidente di viaggio e non può parlare. Parla? Ma niente. No, vedete che sogno lo spicchioraglio? Cola, che hai visto? Parla, per carità. Cola, c'è paura che ti assaltare e ti fregare le valigie e non morire. Parla. Quanto domande affannate. Sangue, oh gravici Michilino. Quanto domande affannate. Così su 2 piedi non mi posso pronunziare. E allora, vero, Cola, che fascisti, che ti succede io per strada? Cola, parla, con tuo cognato non ti confidi. No, con tuo suruzzo, che ha avuto sangue? Chi c'entra sangue, parla con me che sogno l'uomo, vieni Da qua. accomodare un delegato. Ma la stella, fallo già, se no. Va bene qui, per favore. Ah, signor delicato, se tu scappi. Chi mi volete fare Ma cosa essere c'è successo al mio... Ma niente, signora, niente. Non si allarmi. È questione di poco momento. Ma vede, ma quando mai è delicato in casa nostra?
Cara signora, ecco, mi scusi, ma non ho potuto fare a meno di venire a disturbare il signor Don Cola. Ecco, però, insomma, mi dispiace proprio di avervi importunato nel momento in cui stavate facendo la coletta. Sì, bella Cola, chi mala pure che ti facesti fare? E tu devi sti cosi! Ma quali toletti e toletti? Potrei non a dire una cosa! Che ci è successo a mio frate? Ma niente, che posso fare io? Ma niente signora, ha ragione Don Cola. Cerca di me, cavaliere. Un'informazione, una semplice informazione se crede. Da me? Di che si tratta? Dica. Beh, signora, non capisco cosa sono questi segnali, cosa intende dire, non capisco a cosa si riferisce alle valigie. Che cosa sono queste valigie, davvero? Ma quale valigie? Che c'è conta sto galantuomo? Ecco, signor Duscio, non so se sia il caso di parlare qua, davanti a tutti. Si tratta di affari segreti? No. Di ufficio? No, nemmeno. E allora? Esponga pure. Parlare, siamo la sua famiglia. Ecco, egregio signor Duscio, lei ha viaggiato assieme ad un'avvinente signora che è arrivata con la sua stessa vettura. Sì, una distintissima signora romagnola. Ed è sicuro lei che sia romagnola? Lo stesso nome glielo dice, Milla Milord. E appunto perché si fa chiamare così dubito che sia il suo vero nome. Ma non sarà forse un nome di battaglia? Cola, ma chi hai delicato? Ma che battaglia? Le donne non vanno mica al fronte. Ma su via! Clementina, vattene a Gabbana. Intendevo un nome d'arte, da caffè concerto e che diamine? No, ne dubito. È orfana di un colonnello del Genio e della contessa Versellini. Maggiorenne? Forse, credo, sì. Forse, crede o sì? E si decida Don Cola. Sì, se viaggia da sola, segno che è emancipata. E quindi, maggiorenne, ma lei, scusi, perché lo vuol sapere? E questo per ora non glielo voglio chiedere. E se non le dispiace, scusa, che cosa è venuto a fare qua? Lei questo interrogatorio, egregio signore, perché non glielo fa alla signorina? È giusto. E gliel'ho fatto e appunto per questo sono qua. Glielo ha fatto? E con quale diritto, scusi? E senta, signor Duscio, se gliel'ho fatto, segno che ne avevo il diritto. Ma per quale ragione? Beh, questo non ho il dovere di dirglielo. Ed io non ho il dovere di parlare con lei. Anzi, mi dispiace di aver parlato troppo. Cola, ma che hai visto un delegato? Un delegato? Chi ti pare chi è un delegato? Ora vedi come mette a fatto. Se lei è delegato, egregio signore, io vengo da Roma, dalla capitale. Ha capito? Don Cola, io ho capito. Senta, io volevo farle una cortesia. Lei la prende in questo tono, non mi resta che chiedere scusa a tutti e andarmene e vado a fare il mio dovere. Poi però non deve dolersene. Ma lei scusi, cosa desidera da me? Cosa desidero? Vede, la signora mi ha detto che lei ha tirato un colpo d'ombrella in faccia a Don Gasperino Saglimbene, il figlio del sindaco. Quando? Un attimo fa. Dove? Nella sala d'aspetto dell'albergo. E perché? Perché, dice lei, Don Gasperino la insolentiva. Ha fatto bene. Ma chi, Don Gasperino? No, la signora. Se c'ero io, assecondavo. Lei con l'ombrello ed io col bastone. Comunque, io sono qua, egregio signor Don Cola, perché la signora mi ha detto che lei la protegge e la garantisce. Chinino, te venite. Ma pigliami un licenziato di prima qualità, va Come la mia persona. Bene, allora mi scusi, quando è così io posso anche andarmene d'altronde, no? Lei un attimino questo me lo può dire. Chi ci fu? Burdello all'albergo? No,
E ci furono terze persone, curiosi, cretini, imbecilli? No, nessuno. E allora lei cosa ci faceva là? Senta, Don Cola, io là ci sono ad ogni arrivo di vettura, così per controllare il movimento dei passeggeri. Ah, sta bene, grazie. Però del resto la signora, il locanda ci resterà ben poco. Domani passerà a prendere le sue valigie e il paese imparerà a conoscerla e a rispettarla. Viva la faccia, caro cavaliere! A faccia di cosa? Di tutto, anche della mondezza di lassù. Ma lassù dove? A Roma. Ah, caro Don Cola, creda pure che tutto il mondo è paese. Signora, signor Don Lucino, Don Cola, i miei ossequi. Era meglio che moreva. Io la storia fosse morto. Morto, seppellito e putrefatto. Gli portavo l'otto di 5.027 giorni. Mi ne ho al cimitero a portarmi cerone, ghirlande, sciuritte. Non mi ha visto fatto, non vedo mausoleo. Una bella scritta. Qui giace il corpo mortale di Nicola Guscio, già putrefatto, strappato ai vivi il giorno tale, a cura del medico condotto Don Mariano Perfetta. A mia mi spaccarono ricca sino a capo. E voyaggi non vi restò niente, ma restò una cicatrice. Mi faccio spavento a guardarla. Mi dispiace che tu, di quanto mi sorozza, sini femmina, ma te che sei uomo, tanzigno. No, non c'è bisogno di... Ah, faccio toccare... No, di grillo. A me mi utaro di incia e di fora. Viaggio, non capite bocca? E che aveva a dire se non ti spieghi? Allora era meglio che moreva. Dio mi scansa libero, ora si buono, ringraziamo a Dio. Sì, sogno buono, ma capirete che mi utaro risotto di sopra? Ma che cosa se non ti spieghi? Iavi menzura che mi vedete come uno scavaglio in mezza stoppa e facete finta di non capire. E perché non ti spieghi tu allora? Ma perché non parli già? Chi è avuto sto riscuccio l'operazione a Camorra? Chi c'entra? Come che c'entra? C'entra! Perché capirete che non mi utaro solamente l'intestina, ma magari... I sentimenti, ti stavo persuadendo. Non facciamo esagerazioni, mi voltarono lo spirito, la mentalità. Ecco oramai mi sono fatto altre abitudini, mi sono creato altri bisogni. Già, ha bisogno di compagnia, per esempio. Ora senti, cara sorella, se io invece di ritornare in casa mi avessi arrestato a Roma, dove mi trovavo benone, sempre viva la faccia. Tu che avessi detto? Ognuno è poi una ristorante vuole. Ecco come vuole. Oh, stiamo trasendo un carreggiata finalmente. Ora io me ne vengo qua. Devi vivere all'uso mio. Ah, all'uso continentale. Che uso civile? Sì, la civiltà consiste che ora ne si parte una femminaccia e non c'è lei e quello niente. Distintissima. Sì, per formare questo nuovo paese. Si tratta di persona rispettabilissima. Sì, già, basta venire sinni con te. Picchi, che sogno io? Parla tu, Lucino. No, certi cose mi devi sprugliare tra frate e solo. Oh, Cola, non mi fai parlare così. Tu sì, no, ma anziano. Anzianotto? E poi non mi vieni se ne fatti innamorare. No, la tua bellezza, mi manca la tua gioventù. Anzianotto a me. Prima di tutto che non sogno di un'età esagerata. E poi mi sento più caruso di tanti giovanotti paesi che parano fatti di pasta frolla. E glielo provo. Che tornate a fare, che va a bagno. Ero incontinente. La donna si attacca all'uomo di preferenza, al deputato, al senatore, all'uomo
grigio, prezzolato. Chi è lontano sto continente? Perché chi è che mi dice pure tu a campare? E troppo ma domani dico, o paese, per chi non guarda, in casa Rovicario, e si tiene a donna rosa. Gesù, Gesù! Per chi non guarda, con i fratelli Caroso, che per non spartirsi l'eredità, si pigliarono una moglie in due. Perché non Mannelo a questo, mannelo! Perché non guarda in casa di Don Filadelfio, che si tiene madre e figlia? Sì, mannolo, senza né Dio si scannalia. Oh, picceretto! Questo a menuto mi sa che assai di mia e di tia. Non c'hai a credere, su, pisci tutto l'occhio me. Apposta cresci più gesuita e più scortore non ferri cavallo. Ma adesso lo libero, fallo viaggiare, fallo praticare con donne, a così che si rapi l'intelligenza. Senti, Cola, a quanto hai caputo io? Tu ti vuoi fare la nostra famiglia, è vero? Ma che dici, stupida? Lo stupido sei tu, perché mia sorella ha capito perfettamente. Io vi vorrò sempre bene in una maniera. Quello di lunedì sera, Cammoro. Ora subito, tempo che mi faccio un bagno. Un bagno tu? E poi non mai hai fatto un bagno? Manco 100 di febbraio. Andate a Roma e vedrete i gente a morto come cani caccia. Sta bene, più tardi ti faremo tutti cosa a Lucana. Quale Lucana? A me casa. Quale casa? Oh bella, a me casa che faccio casini compagnia. Ah, da dorme. Non ti pare logico. Veramente no. E perché? Siccome avevi detto che da casa c'è la stava Clementina. E Clementina si sta maritando, quando si maritano esco io e trastina. Ah no, questo no! A mia figlia è Gianni, non ce la faccio usare! Oh, lì si sta una femminazza di chissà! Come a chissà che portaste fuori? È buono, calmati col rimedio c'è. La mamma faccio vicario, io che se le intende, sta tabaccara. Vediamo tutta durata! D'accordo col marito, e ci facciamo per consacrare. Basta, Gola, gli hai dato per quello che vuoi! Hai sapere solo, tieni di fronte a un casino di compagnia e ci va essere un cuso e lo scusi. La mattina fino a sera! A me non m'hanno né che cosere e né che scosere. Oh zio, no perché la prendo. E che vuole questo? Fallo già. Ah, suonate. Coscienza Benerino. Tutto pane e Benerino. Signorina, o venite da qua, o ci va coscienza già. Perché sola dici che non ci puoi stare. Buon, dirai alla signora che fra non guarì sarò costretto. Venite qua! Unica! Se saresti da bene di qua, ti scippo che ne rosso ma pure latino! E io ma faccio di rimini di bene di qua! Non so che si va bene di qua! Calmati che non ci viene! Vieni Vai a bene! privare! Ora, Coscienza sì. Manni, dico sempre una cosa. Ora io, a domani, e dico sempre una cosa. Era amico che moreva, io a stura fosse morto. Morto? Mi spaccarono riccanzi in acca e me ne scero tutti i cosi di fuori. Fegoto, rumona, testini e voi altri non vi resto niente. Ora lasciatemi vivere a modo mio. Hai visto e hai un tisma, cara. Aiutalo su te sopra, neanche di Dio. E tutto perché? Per colpa del domenica costonato che avevamo. Se Idro non parteva e restava qua, era sempre Idro di una volta. Vieni perso, ti è perso. E ora chissà, su mangia vino. E non solo, io con questa idea continentale che ha. Vieni capace di maritare sigla, e non solo. Ci fa fare tutto quello che vuole. Apposta manco 6 mesi. 6 mesi fare caso. Io che non riuscivo manco per una settimana. E tra 6 mesi che feci? Mi mandano 7 litri. E tutti perché? Per domandare i soldi. Tu la sai tutta cara Marastella. Sì. Oltre che si portò soldi e se ne portò assaiissimi. Ci mandò una litro notaro e si fece mandare 8.000 lire. 8.000 lire? E te si come a chi di volpi tu? Li l'avevamo a furare. Sì, noi l'avevamo a furare. Che ci voleva? Che dopo 20 anni che era da, io avevamo a pigliare. Sì, tu eri Gianni. Tu solo signore lo sai. Tu tanto un po' di testa non ci sei.
Non ti scordare, ho fatto una ballerina di Catania! Ma figlia Maria Santissima, la storia senza conseguenze fu che... Senza conseguenze! Il tuo signore di Titi ti uscì con un te! Non ti scordare, E voi? Ah, è vero che Zuccola se ne va a restare dalla nostra casa. Scusa, te a muore! E che lì? Bucare pelo. State molto, senti, non potrei tia. Oh zio, mentre canisceva, mi dissi, spero che mi verrà a trovare nella nuova casa. Non ti attardare a dirigere! Perché è meglio per te! E calmi una cosa. Un momento, non ti arresicare fino a un certo punto. Non pretenderai mica che si perde il contatto con tuo fratello? No, contatto non si ne perde! Si tu vuoi a vita, vieni qua, la porta aperta a tutti, Io non ci vieni, ma pure se ci venissi, ti viene a conto che devi fare la signora? Ma non mi interessa. Giusto, dice papà, invece non ci ho. Vieni ci dobbiamo. Tu rissi, non ti risicare, perché sti anni di scurcioli. Credi, non ti viene a fare. Ma lasciala stare a sta vicina, scaltrisci l'anticchia. No, c'ha muccia, ho solo con crio c'ha muccia. Come stai parlando, Lucia? Pablo, come mi fai parlare tu? Pare che stai montando un monastero da sta casa. Disgraziato. Partire a bagno. Tuo cognato mi ha finito sta scuola, ti piace o no? E non mi dobbiamo capire, sì? Ti fai scuola quando imparare tua figlia così? Già mi stai crescendo da troppo passato. Partire a bagno. No, l'antica l'area continentale da sta casa, non guasta, credimi. Ragione, oh papà. Ragione, oh papà, partire a bagno. Sento un'aria rivastonata che volgono casa al momento. Partire a bagno. Vieni qua, amico, vieni qua. Senti. Avete sta signora? Oh, lasciami per toccare. Magnifica papà, magnifica. Pareva una cassata. Magnifica papà, pareva una cassata. Ma guarda, come ti insegniamo queste cose? Tu, stai bene, queste cose non le senti, sperisci. Ma che Facciamo. c'è di male? Tutti i mali possibili e immaginabili. Maria, che occupazioni, sempre vattini, non faccio... Senti, rimanenti, ma così possiamo avvicinare. Peggio, facciamo. Sì, mamma, basta, tu sei esagerata, io sono sopra, sto pessima. Entra tu. Entra tu. Scandriscila. E quando mai tuo figlio mi ha spurnuto così? Lancino. Che età può avere da signora? 25, massimo 26. E certo si portato allora. E che se la vai a portare? Vecchia? Come era vestuta? Allora papà aveva un abito bianco, un bel cappello che si scolava fino a cane, a bersagliere, una camicia scollata fino a cane. Fino a unni? Fino a cane. Allora era. Poi aveva un paio di calzette grosse che erano fino a qua, un paio di scarpi col tacco alti fino a qua. Vediamo Ciuzzo. La spugnò con gli occhi e mi pareva che aveva un figlio babbo. Invece avevi l'intelligenza. La scartita l'italiana femminata tinta. Come fai a stabilire, Michelino? Hai visto scendere la carrozza? E poi? Hai visto chiamare Lucani? E poi? Hai visto che si affacciava un baccone? Allora risulta che visto buono poi! Tutto siamo stati! Gli occhi chiari! E che memoria! Cara Marastella, io mi radico sempre più nell'opinione che non si deve perdere il contatto. Non si ne perdi il contatto, tu come si conservare questo contatto? Tu, donna per bene, in casa di tuo fratello non ci vai. E io non ci vai, tu puoi stare tranquillo. Invece io ci posso ir. Tu hai i danni, che te dici, tu non ci ciasci. E a te questi cari a dire già, perché io ti ammazzo, a te e a tuo figlio pure. Ma io sono un uomo, che c'ha pizzo? Già. Giusto, papà. E io magari chi ci appizzo? Già, mi ci ha pizzato.
Non mi arresti tanto, tu ne cuccai a te, te l'ho fatto fino. Se ti arresti cagliere già, ti prendi a piglio un sì, e ti ammazzo. E troppo non sono, ti mandi un tuo compagno farmacista. E tu, non va bene con tua mamma, io ti finisco e io ti ammazzo. E tu, ricordi che ho fatto una bella linea di vacanza, non mi arresti cagliere già. Papà, ma che fu sto fatto la ballerina in Catania? Tutto mamma no, ma tu avevi sta senza. Ripeti un'altra volta che fu fatto la ballerina in Catania e ti spacco già detta. Ora a me un zio mi invitò e ci vai. Certo che ci vai, mi invitò. Ha preso romane, non romane che fare. Stasera, oggi pomeriggio. Ah, io vai ora, tanto che c'è pizzo. C'è troppo gusto però. Va bene, ti sturbavo. No, forza, Simona, sei solo amore, se la prendo. Perché ragazzi particolare. Ancora, scusate. Povera gente, tutta la loro vita concentrata dopo. Non hanno viaggiato, non hanno vissuto. E poi se uno non sa più dare gatto e non si assetta proprio, faccio infelicitare un compagno, non ci faccio per il cristiano. Ma voi per come facevo un tavolino di recetti scientifico? Già, che i scienziati credono. Moreggia da mia. Comunque, ora che siete rimasti, cercate di educare buono a me. Sa carta passa. Sono tutti bestie di conseguenza. Passo. Buono, avete compagno con chi lo suo? Sì, non c'è. Ma ecco che compagni di precisione di quando hai fatto una popolarità di bestia. Ma lascio di parlare. Meno male che la partita sta finendo. Come hai giocata? Caie? Ecco, avete sì, è passato. E non puoi neanche altro. Ah, va, papà, io faccio un salto nella casa di scuola. Vieni qua, ne vai? No zio, ci chiama a puttane e te lo dico. Vieni qua, Michelino. Come hai giocata? La storia. Ma buono, ma se piace però a me che giocate e da pensare a 3.000 cose. State attenti che ogni niente, quarto segnale, guarda. Sta attento, picca.
E capo. Alla signora mia. Di che c'è? Tutto rubato per Una deliberazione di E tu che ne sai? Oh, che ne sai? Non ho capito la casa nostra. Quanto sento, quanto sento? E poi lo sai cosa combinare? Che non dare il all'occhio, se ci vuoi fare la domanda, gli socio tenente. Quale tenente? Ah, voi siamo conosci ha chiesto, chi lui viene a Miserere e non ci vuoi essere a Roma. Che hanno fatto? Tutta questa compricconata e non fare trasrandilla, ma io ci faccio fare a domanda. Eh no, le donne possono entrare soltanto, sono figlie, sorelle o mogli nubili dei soci. Ah, e hanno fatto tutta questa congiura allora per non far entrare alla mia villa. Imbecilli! E tuo padre io capo, è vero? No, no, i giocani di sud, le case. Tu cretino? Ah, mamma. Tesoro, sangue contro sangue. E la moglie di Don Filadelfo. I moglieri, tu ne avevi chiesto, madre e figlia. Ah, se mi fanno abiliare vuol dire che io mi marito e ci faccio giacere come socio imperativa. Meno male che tu crescere in un'altra maniera. Ti voglio dare un'educazione tutta moderna. La garantia, allora che facevamo? No, no! A 7 di gioco, non ci voglio fare sapere niente a Milla Viccamore. E che vuoi? Si sto bene. Niente, non so. Ma capite, carosi? Ma di buone a zia, dice con le cose, ci piace chi sta lo zio, vero? Ma quali zia e zia non da ziaio? Ma non fai l'uomo, si raddonare, non ripeto. Ma pure tu ti metti la mattina in stufa. Avete! Animale farmaggio! Sì, cavolo! Aveva due che ci faceva, non ci ne esce a denari, non ci ne esce a denari, un ne esce a denari. Bravo, cappotto! Tecca, caccia su 4 lire, pigli dilli e poi è tosammo voluto. Che poi, callo, gira, voto e furia, poi è cacchino che petti, io che c'era la selezione 17 a tutte e due. Ma non che se ne va un reparto che vuole? Cola, ricello tu. Questa volta aveva ragione mio cognato, il re solo non si lascia mai. Andate a Roma e vedrete. Ma che vi credete di essere, Don Cola? Io ho la selezione 17, ma che la piace. Michelino! Michelino! Vieni qua! Vedi che fai? Fai in sabato un tagliesa? Dopo? E ci dici a tua mamma che si vuole avere la sua frate, mi vieni qua che non c'è meglio occasione. Sì, ciao. Basta ascoltarlo, si poteva. Ma compare, questo oggi che malo tempo che ha fatto? Minzichina, ne vigavo ne? Sì, a me moricito. Io mi danno una fino a cala, io metto di. E moricita via, non so le curiosità. Me vuoi dire, ce l'ho e ce le puoi mettere a rete. La signorina dissi che possiamo aspettarsi qua ora bene. Ma che fece un passaggio? Quale passaggio? Chissà, lei così mi dissi. Un passaggio che face ogni dopo pranzo. Ah, vai a Roma, cretina, ed impara il massaggio. Come? Regaggioni, va. Così a Don Cola. Tutti i pomeriggi, levandomi dal pisolino. E come faccio questi massaggi? A vostra signora? Sì, è una buona massosa. Oh, me ne passo aro. Dirai che per oggi mi esimo. Che dici tu, miesimo? Mi dispenso, Che volete dire con sta cresata? Poco io, non cola niente, ma siete voi che dite tutto così all'aria continentale, il pisolino, i massaggi, insomma tutta sta parlata, va? E mi vanto! Viva la faccia del continente! Ognuno si può fare il comodaccio suo, anzi proprio, cioè mio, senza complotti ridicoli e senza sorrisi ironici.
Come chi che state facendo tutti? Cainza, compreso il bestiame cognato. Niente complotti stiamo facendo. Ah, i sorrisi ironici ve l'ho visto fare io. E ridete voi agire mia. Mi facete pietà. Mi facete pietate. Che ci campate a fare? E chi non va ammazzato? Pistole, rivolveri, rivoltelli non avete. Impresto io. Suicidatevi in massa, facete a rinfrescare il paese. Ah, carissimo Don Cola, io effettivamente questo vostro comportamento per ora così su due piedi non lo capisco sinceramente, va? E poi quando resti solo che fai? Piangerò sulle vostre tombe, sempre meglio che piangere sulle vostre imbecillaggini. Veramente Don Cola, tu non ci puoi restare, che compagna, ha avuto risolto. Persona fine, persona progredita, persona che sa vivere. Ma carissimo Don Cola, io per ora qua stavo leggendo una cosa, no? Ma comunque, dal momento che qua siamo tutti bestie, armalazzi selvaggi, e bestie di tutte sante maniere, lassù certamente ci stanno le persone fini, le persone di cultura, e insomma tutta la gente per bene. Ma leva una curiosità, ma perché non si stava da sopra invece di venire a rompere i cabassi secca sotto? Mio caro, mi avete toccato nel tallone d'Achille, nel punto debole, nella piaga. Perché caso i miei interessi? Ma se allora manco con direttissimo che io ci passavo. Già, voi oggi che sapete, un direttissimo chi è? A carriera, a vettura, come tempi noi, perché se venisse un direttissimo, mi paresse uno spirito. Ma effettivamente, caro Don Cola, dico, lei magari pensa che forse sarebbe più giusto, che ne so, per esempio, che le persone di qua e del sud dovrebbero andare al nord e viceversa. Ora io effettivamente per questo discorso sarei d'accordo, ma caro Don Cola, fosse ancora più d'accordo se caputtassero solo femmine, dico giusto? Benissimo, capitano, solo femmine qua. E quando sti femmine venissero qua a trovassero a viaggio tutti galanti, spiritosi, sciolti, sagevoli, che la cogliessero con toscana occa, caberretta in testa, senza contare che ci scracchiassero sopra i peri, ci mettessero i catenazzi e barcona per non fare l'affacciare e chiudessero fitta a porta. Chi sua esagerazione? Guarda che parla, credo che ave dopo ieri. Dici che era ora, che ognuno sa fare i fatti suoi, senza che la cucina non giocare. Allora non è vero che marciano su continentale. Un momento, cretino, distinguiamo. Ognuno può fare il comodaggio suo, quando questo non nuoce agli altri o procura disagio ad altre persone, perché in quel caso è selvaggiume, tirannia. Lasciatele libere le donne, emancipatele dalla schiavitù, vi rispetteranno di più per sentimento spontaneo del proprio dovere. E se carissimo Don Cola, per sentimento spontaneo vi mettono in ridicolo, piace che facete? Non mi ci mettono. E se vi ci mettono? Non mi ci mettono. E se vi ci mettono? Non mi ci mettono. Non mi ci mettono, vi prego. La donna non coattata è più progredita, richieda tenuta sotto uno scapparato di cristallo. Questo è provato anche nel 1001 notte. Le donne, per fortificarsi, devono stare in mezzo alle tentazioni e devono impararle a vincerle e a superarle. Ma caro Don Cola, se la donna non impara, su corna! Corna sua davvero. Vi compatisco, gente retrograda, che non è viaggiato, che ne volete sapere? Ma caro Don Cola, tutte queste sono belle parole, è vero compare Affe? Ma poi a cominciare a ridire, caro Cola? A cominciare mia? Che a cominciare mia che volete dire? Che cosa ci hai fatto mancare alla mia villa? Libera come l'aria, o di nascere e giacere quando vuole. E per me
Se ne potessi dire magari in mezzo a un friggimento di soldati e si potesse fare corteggiare. Ma per favore, la finisca adesso di dire buffonate. Che volete dire? Gente anche delloviana. Una donna, per essere corteggiata, deve essere avente, leggiadra, spiritosa, sciolta. E in quel caso si dice, beato lui, uomo di spirito, uomo di gusto, che la possiede. Sono padrone di non perderci, Don Cola. Tu sei magari padrone di sparare te. Che non ti spari. Ora io non so l'augurio che faccio. Chiedo che vi viene a Pinniceti. Venite a operare a Roma, vi levano un salvaggio che avete rientro e una ciabatta. E che tornerete inciviliti. Carissimo collega. Signor tenente, mio cognato che viene da fuori. Nicola Dusciò. Tenente Galiano Galletti, ai suoi ordini. Ora, carissimo Don Cola, il tenente è continentale come voi. Vi potete proprio sfogare un cuore. Continentale il signore? No, non propriamente, ma come se fosse. Dimora in continente? Disgraziatamente no. Vi ha dimorato molto? 6 mesi, 6 mesi! Ma in 6 mesi turno continentale perfetto! Senza fare giusta ripassata tu. Sono continentale nell'anima. Insomma, per modo di dire. Allora lei è mezzo un tonto. Che significa? Per modo di dire e per modo di fare. Sono un continentale, ecco, di adozione, di spirito. E la prego di non confondermi. Questi animali selvaggi, mi stacchi. E lei invece di che gente è? Gente bassa, immagino. Che dice? Lei sarà del continente, ma non nordico. Sarà della Bassa Italia, si sente dall'accento. Ah, sono Basilisco di Potenza. E che ci viene a fare qua? Comando il distaccamento. Qua? Ma che idea! Lo stacchi e vada ad attaccarlo a Roma, qui si muore di ipocondria. Veramente io qui ho trovato gente ospitale e piena di cuore. Ah, vero, qui il forestiere si può trovare come il verme nel formaggio, se non tocca femmini, perché se tocca femmini ci assaccassero magari chi palari ficarini. Niente, quindi scandiamo come lupa. Conoscevo soltanto chi non volevo conoscere. Mi dovetti fare stampare più di 600 biglietti da visita. Uno conoscevo una persona così per caso, in un ristorante, in un caffè, e poi ci doveva presentare la famiglia, tutti sa, anche la cameriera. E poi lì era obbligo corteggiare le donne. Lo faccia qui, che prima scopittata ci fanno scoppolare la testa. E quando lei cerca la testa, non la trova. Ma carissimo Don Cola, lei dice così, è vero, magari noi che ne so non sappiamo trattare con le donne, ma lei non può parlare così, visto che lei si è portata la sua compagna qua. Ah, è sposato lei? Ha sposato lassù? No, ma come se fosse, come se fosse. Convivo. Come? Ho fatto menaggio con una distintissima signora romagnola che le farò conoscere. E che lei può cotteggiare, perché Don Cola permette. Oh, non oserei mai tanto. No, si spingesse, altrimenti la spingo io. Ci voglio dare una lezione a st'animali riggevia. Ah, anche qui hanno montato l'altarino per la Noema. No, signor tenente, la cona si fa ogni anno. Dopo vengono le famiglie dei soci e cantano la Noema. Interessante, patriarcale. Eh già, li vanno i patriarchi. Lei lo sa che cosa sono i patriarchi? Dei prelati. Come? Dei preti. Ah, chi sto qua me, ufficio tenente. Sono dei limoni che nascono dall'innesto tra il Portogallo
Era E il cretino che sei tra il Portogallo e il limone. Via i cosiddetti limoncelli. Ah, interessante, curioso. Il tenente Gallieno Galletti, la mia signora, Milla Milor. Suo compatriotto, comunque, suo compatriotto. No, io sono Basilisco. E perché? A Basilicata non c'è il continente? Già. E a Basilica mi è sottodetto la chiesa. Ma che a capire, sto povero sventurato ci impinciva la lingua, povero sventurato. Io, ora ci impincio, no la lingua. Cola. Che bellino c'è già. Sediti vicino a me. Sarebbe pure io. Sì, se non avete ancora detto male di me. Vede che persona sciolta, che scilimmagnolo, che parlantina. Come si può parlare parlantina? Ma come se ne può Non mi parlare? avete ancora appacciato la mano? Cola, non hai udito? Che fu? Attende il tuo permesso per baciarmi la mano. Ha capito, signor tenente? Il permesso. Bacia, 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 bacia pure, cretino. Oh, forti che partono, s'attaccano come francobolla. Se non si tira il rubinetto, non la finiscono più. Si trova bene qui lei, signora? Oh, benissimo. Per me, veda, è una villeggiatura dalla quale avevo tanto di bisogno. Perché il latte ne avevo un pochettino su palla. Ah, lei è artista. Lirica, che viene a dire? Cantava il genio civile, la morte della protezione civile, il Mefistofane, l'Otello e così via dicendo. Ah. Vero, Milla? Mi congratulo, per lei è un riposo. Ah, sì, un dolce riposo. Poi Cola è tanto buono. Se sapesse com'è gentile, com'è dolce, com'è premuroso. Puntata, ma fa... Non immaginavo, creda, di trovare in un siciliano un tipo così mite, di così facile adattamento ai vostri usi. Un po' spregiudicati, sì, ma spregiudicati nel senso buono della parola. Poi è un uomo così delizioso, il mio Nicolino. Gorga, per dire in dindina, che famo gli giochi? Fermate! Lì le possino acciaccate. Cola, vieni caccia, che da ciacchete. Mi pare a mia che caincio oggi, succede che pastizza. Picchi! Fai conto che bene, to solo. E vira da signora Cadince. Che succede? Ah, un altro che mettesti tu, che milla ta testa, che milla caincio non ci potete essere e fate di tutto per farla escludere? Niaggi, to solo, sei una ragione. Oggi mi stava ammazzando a corpo a casa. Indiani. Tesoro, che cosa mi devo mangiare sopra di mia? E tanto per saperlo, Lucino, io ancora testamento non ne ho fatto. E che c'entra il discorso del testamento per Camora? L'unica cosa giusta che stava a fare per Camora è che mia moglie non vira da grava a Caggincio. E che pretendi? Che io ho il millaniemo? No, troviamo una scusa per farla passare da banda in sala di biliardo. Trovala tu, e ho sti pure ridicoli, una continentale, ne voglio fare. Ma io non ho confidenza. E bellici, vedrai, e c'è! Che persona fine, che persona progredita che ho discanti di perdere la reputazione di uomo onesto e di montaggio famiglia. Ma che stai dicendo, babbo? Ah, allora faccio una cosa. Chi vuole chissà cosa fa c'è la parigina? Cioè c'hai due occhi? Io cosa sa? Sa, sto stonato, tu ne sai. Buono, Don Lucio. Sa fai una parigina? Sta davanti con la vedi. E lei, signor tenente? Volentieri. A lei piace vedere giocare al biliardo? Tanto, ma mi piacerebbe di più giocare, veramente. Ah, gioca lei. E come? Sì. No, io gioco con la secca, signore.
a carambola, a bazzica, all'italiana, a parigina. Allora non c'è meglio, andiamo di là. Sì, andiamo. Mi sta a giocare con lei, cammina, va. Dove vai tu? Perché non ci posso giocare, magari io? E ora tu venuto solo qua e un nidino tazza, passa da bagno e a quattro occa. Succede che pastizza pure qua, a te già state. Ah, santa pazienza. Signor Tenente, che sta a guardare con gli occhi sull'ingresso? Attende qualcuno? No, nessuno. E allora venga dunque, parigina per tutti? Vada. E voi non giocate? No, non ci gioco. Io sapevo perché non ci gioco? Perché io sono di quelle che non sa perdere le sue abitudini, di fare un zozzo, o vindano. Queste cose non le so perdere. E manco riprevare sarà berretta. Già, a birretta. Ma non sogno di chi gioca per darmi in cristiane. E non vi perdete manco voi. Ma allora si perde a razza. Razza siciliana antica. Dimmene avanti. Qual è tuo pascio? Ah, caro, come a te, fino a Pasqua! Ero stato impegnato. Famosi Clementina. E come lei è Signori, con permesso. Preghiere. Uzzucola prega sempre. E specialmente a una nipotetta come a tia, che diventasti non sciuri. Non c'è niente per aria? Di che genere? Di che genere potesse essere? Genere dei picciottetti, di belle ragazze come te. Che sai, cosa tu? No. Niente da vedere tu, Lucino? Niente. Ah, figlio, c'è nella nuvoletta lontana. Che buon tempo. Pari. E come si chiama? Ma te ne debba una Clementina? No, lasciala qua. La banna io con un razzardo. Oh Cristo, soldo, un santo Natale. Lucino chiede la banna? No, Lucino, che sapi? Faccio un'IVA, aspetta, non ci penso nei miei E Michelino si gioca da Max. Michelino che sa giocare, manca l'asso picca tutto. Parliamo di cose serie. E ti voglio persuadere che tua figlia è una persona oramai adulta? Figlio, ti dissi, c'è una nuvoletta lontana. Che buon tempo? Pari. E come si chiama? Il tenente Gagliani Galletti. Ah, allora la nuvoletta è vicina. Mandavo una persona a tastare terreno. A occhio e croce non fossi male. Io li saccio se ci piacciono i film, non ci piace giocare le carte. Non mi fare ridere, Marastella. Se i femmine non ci piacessero, se pigliasse il cane caccia, non ti addomannasse a tua figlia. Io sai perché prendi il caccio sai? Ti voleva domandare, dato che tu conosci tutti da sto continente. Se pigliavi informazioni per chi su quanto c'era a mio figlio. E che ti pare? Un continente è l'isola di Pantalleria. Ci sono 35 milioni di persone. Ecco la nuvoletta. Signora. Signorina. Io vedo, signor tenente, che lei è una persona molto seria e me ne congratulo. Lei è amante di dire, lei gioca a carte, vero? Lei non solo lei gioca, ma ci fa pigliare pure a mio figlio. Ma non fare fuori ridicole! Aspetti di gioco, qui c'è un equivoco. Il signor tenente non è un giocatore, ma siccome c'era di passaggio un forestiere di Gran Michele, per dovere di ospitalità ci stiamo facendo fare una partita a biliardo. E come? Mi dicesti che si giocava a razzardo e ora si gioca. Parlassi lei, signor tenente.
Guardi signora, io ho fatto una partita con quel signore a biliardo. Razzardo si gioca nella stanza in fondo. Come gioca l'amico, eh? La stecca. E lei non l'ha visto negli altri giochi? Specialista, sa? Ha una cultura di gioco che sbalordisce. Ora lei a me mi scusi, ma a me non mi piacciono uomini con signori manca, lascio piglia tutto. E i miei figli come me siamo di razza. E fa bene signora, perché chi ama il gioco non ama il lavoro. Io conosco il biliardo così, come conosco la scherma. È un esercizio del corpo ed è bene che un ufficiale lo conosca. E sotto le armi è obbligatorio, Sì, mi sì, pare. certo. Signor tenente, lei ha dissaltato il gioco, ma Michelino ha perduto per lei. Venga, venga, paghi. Signora Milla, tocca a lei. Sì, vengo. Venga, tenente, venga. Susiti, e che sto qui a fu la storia di Gran Michele? È vero, signor tenente? Veda signora, io vedo che lei è una persona molto seria e me ne congrado. E lei farà una buona carriera. Ma senti di che? Quale scandalo hai assistito? Ma senti io qua? Unica sì una femminaccia dentro. Amanini, Michelino, Amanini. E quanto a te, no? Ti fai conti con tua pace. Avanti, ma stiamo a casa. Ma no signora, senta, la prego. La prego io, lei a me non mi deve rivolgere più nemmeno la parola. Perché lei non sa più l'unnirini e non li sbarcò e riguardi famiglia e riguardi razza. Avanti. Guarda che vederla. Tu riguarda avanti. E mi meraviglio di te che la vedi anche. Ah, rozza che malatura. La prego di credere, signor tenente, che benché mia sorella a vista può avere un carattere un po' difficile, è capace di diventare una suocera adorabile. Ma mi faccia il piacere, mi piaccia. Io resto stupito, resto. E la prego anche credere che benché siamo fratello e sorella con Marastella, io appartengo a un'altra categoria, sa? Andiamo di là. No, vada lei, io resto qui. No, qui da solo non la lascio. Andiamo, le dico che tra poco arrivano le donne per dire la novena e il musicista per cantare il rosario. Capirà, ma se avessi detto alla signora che fu proprio suo marito a invitarmi a giocare. Ah, per questo glielo dirò io e lei domani se ne accorgerà quando vedrà mio cognato con la testa fasciata e la faccia piena di graffi. Andiamo!
Ma comare, salutiamo, che si dice? Non c'è male, voi? Va, non ne parliamo. A me casa è un ospitale, i miei figli influenzati, mio marito che ramalice e io che servire i malati. Santo pace, voi pensate? Sono uomini prudenti, li pigliamo e li sciuremo. Come santa penitenza, Signore, ce lo offriamo. Pace, Figlio e Spirito Santo, li ricevo sta novena, li mettiamo sul tuo manto di la magica grazia plena. Ah, stanotte mi ingannai, con due sorti in ruscellona. Presto presto mi alzai, guardo il raggio e chi era? Luna. E io pure scanottata, il consudici mi sbampa, mi passò tutta nottata, ci scippò mi c'è lampa. Ah, sti sudici sono un guaio, un vileno che ci metto danno, un reggimento ormai. Mi vanno pure sotto a letto e un maiato, pieni babboni e pure di quando ne usciro. Io invece avevo un gnatto, tu diciamo, mi ispiri io. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. O con mare, non su ballo c'è domani. Non si pensa che a ballare e di mamme sconcertati, i suoi figli hanno a mangiare, mi si unciono abbrazzati. Forse sperano che di suolo sono partito. Ogni uomo che decide si diverte Dio marito. Ora più femmini casa, picciutelli belli onesti. Quel faccera, quel bastasa e perciato danni destri. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più, accampare nei pensieri tu troppo cari così su. Dolce cuore di Maria, vi salvati l'arma mia, mi squagliò l'esattoria, mi lì la faccia mia. I peccati che facciamo, Signore, rimetteteli come noi rimettiamo ai nostri debitori e liberato ognuno sia da ogni maleditazione, così sia Gesù e Maria. Dio mi voli bene a mia, perché fatti me penso, ma è una cortigliaria un infamiamento immenso. Come a mia, tale e quale, non mi immisco mai in niente, non penso mai a male, come fanno certi genti. Ma è un'inni con Mari, cammina presto! Cammina con la casa! Stava a casa, presto! Ma quale scandalare da te stesso? Anzi, i romani, un casino si faccia a me casa e vedrete che cosa saranno che me ne esce. Che vai? Vieni! Dandolo! Ma arroggio. Che hai detto? Soffro il mal di mare. Ah, tra le mie braccia soffia il mal di mare. No, con questa annaculiata. Con questo dondolamento che facevi. Perché mi osservi così? Per niente, non ti posso osservare? Sì, ma mi guardi in un certo modo. Che hai oggi, Nicolino? Senti. Continua. Perché ti sei fermato? Che cosa mi vuoi dire con quest'aria feroce? Ti sei pentito forse? A me non piacciono i pentimenti, sai? Ti volevo dire di non chiamarmi più Nicolino. Perché? Perché io non sono quel Nicolino che tu credi. Ecco. Che parlare oscuro che fai? Io non ti capisco se non ti spieghi chiaro. E non farmi il siciliano, te ne prego. E ricordati il nostro patto. Se io non ti avessi stimato uomo di spirito, non ti avrei seguito fin qui. Ecco, quando devo fare a ragione, datti sempre sul tuo spirito. E io, per fare l'uomo di spirito, mi hai a fare il Nicolino. Quando voglio farmi ragione. Ora, ma che significa questo linguaggio? Mi sono forse cambiata in questi ultimi 6 mesi? Non dico questo. E allora? Sei tu invece che riprendendo l'aria del paese comincia a guastarti, a vivere di sospetti e a perdere quel bel carattere e
quello spirito che ti eri fatto. E non sai quanto mi dispiace, ma per te. Ma come chi dici? Un spirito finito. Un spirito c'è sempre. Perché? Forse ti ho fatto qualche scena di gelosia? Oh, io non l'avrei sopportata. Dunque, ti ho impedito di vivere a modo tuo? Sarei scappata via. E allora? E allora? Adesso che hai? Niente. Con quella faccia? Che faccia hai? Brutta! Brutta e scura come la notte. Visioni che faccia tia, invece guarda. Oh, così ti voglio, caro. Ecco, da capo. Ma che hai? Che mi vedi? Bravo, bravo, sempre così ti voglio. Hai visto come sei bello così? E ora dimmi una cosa, briccone. Perché te ne venivi pian piano di là? Poi io? Di che sospetti? Ma menti, manco per idea. Vuoi negarmi che passavi di nascosto? Perché? Perché? Perché ti volevo fare una sorpresa? Ancora sorprese! E di che genere? Guarda che io non voglio che tu mi compri ancora gioielli, per ora. Non si tratta di gioielli. E di che allora? Non fare male pensiero. E di che cosa? Dimmelo. Un cesto di ficarinia bastardona. Ti portò ora mi da dire. Ah, ho capito, buoni, buoni. Urti. Ficarinia bastardona a marzo. Una rarità. Oh, bravo, grazie. Ti ricordi che si mangiano con tutte le ciba? Ci pensa prima volta. Oh, com'ero buffa. Li sputavo tutti. Permesso? Permesso? E già sì, senza aspettare risposta? Che vuoi? E che c'è bisogno di annunziarlo a mia nipote? La signorina cosa così? Certo, perché tuo nipote deve poter entrare quando vuole. E se mi trovasse in disabilità e non potessi riceverlo, mi fa passare. Chi hai? Che mi è accaduto? Mi ho adduzzugnato dalla mula. E che ti facesti in tanto braccio? Lo stucciai? Come? Una lussazione. Sì, un'illustrazione. L'illustrazione italiana. Ai. Che ci veniste a fare? Così, per una visita. Fino visita fossi consato? Perché non tenevo ospitali? Chi era meglio? Ma no, Cola, non lo rimproverare, poverino. L'avevo pregato io di una commissione, ma potevate fare a meno di venire in questo stato. Niente, ci faccio. Avete fatto la mia commissione? Sì? Benissimo. Andiamo di là. Perché non vi muovete? Si tratta di cosa segreta? Sì, Cola, davanti a te non può parlare. Poi ti spiego. Posso, zio? Vai. Non sei geloso, vero? Ma che? Manco per idea. Venite. Potete anche chiudere volendo. Ma quanto spirito che hai? Anna. Mi pigliami l'occhiale. Corri. Freddola, dove pigliami l'occhiale? Vesti.
Ma quanto spirito che hai? Sedete. Ah, ti dirò tutto. Per ora non chiedermi nulla che non posso parlare. Don Lucino! Chi è? I tuoi parenti non vogliono che Michelino venga qui. Ecco di che si tratta. Come, se ci viene sapere? Ma sai come sono curiosa? Non dire che Michelino è qui, Lo farò uscire dalla parte del giardino. Sta bene, ma chi sta mi sta facendo a casa i pazzi? Oh, lo sei cognato, e che tu? Ti restaurasti? Come sì? Buoni, tu sei buono? O peggio ringraziamo a Dio. E voi, signorina Milla, state bene? Oh, benissimo. Sedete. Si è visto mio figlio? No. Accomodatevi, sì. S'hai visto mio figlio? Ha fatto. Ma... Cola, chi hai che fare stamattina? Aspetto l'omine, papaio. E voi, signorina Milla? Io mi annoio dal non far niente. Volete venire meco? Come regista, Lucino? Meco. Meco, con me! E dove? Vi conduco a San Piero, alla sagra del pane con la provola. Oh! Deve essere interessante. Interessantissima! Allora vestitevi che non c'è tempo da perdere. Ma, Cola, come si fa con gli uomini? Non li puoi rimandare a domani? A cui? A chi se ne vai oggi? Rumeni non possono mangiare. Mi dispiace, caro cognato. E che per forza Cola ci deve venire? E come? Senza di lui? Ah, temete che vi mangi? O niente Cola è geloso di me? Cola geloso di suo cognato. Ma senti. Lascialo parlare. Allora vestitevi che non c'è tempo da perdere. Ma davvero non ti secca, Cola? Perché se ti secca io posso pure farne a meno. Non mi secca. Come sei buono, sei un angelo. Faccio presto. Ma Samperi, c'è Pozzetto mazzo. E da creatura si impregna in robbi. Ma niente pare cavaliere che carrozza apperiamo, che carrozza chiusa. E roppo io ma domani e ti dico. Io da o sei guanti. Come faccio a pigliare un formaggio? Ci metto io in taucca. E poi pare che va a stare sempre già, niente a furci. Ah, allora viva la faccia, caro Lucino. E di chi? Tanto per dire una cosa, perché se era una siciliana, ci avesse venuto con te in carrozza chiosa e a porci. Sta sto porco di paesi, non si può fare la cosa più innocente. La moglie? Unne, Moro, s'aveva fatto un carattere sempre più violento. E tuo figlio? S'aveva visto, e di la verità. Ha fatto apposta da domani, perché non vive io, più accanto come una volta. Zitto, a malassata, zitto. E sfido, un piacereddo di non stretto insieme ieri, appena ebbe un'antichetta larga sì, zitto a tumba, come un pesce palametto. A ripigliare lo che voglio. Tale che fai, un manneca che ci faccio una predica. No, te ne faccio una questione personale. Io non stavo a rendere conto che andiamo a essere più rispettato di tutta la famiglia. Ragioni hai, da provo. Che fai? C'è da banna? Che fai? Che questo hai? Nulla, ho battuto. Ho battuto? No, Zabaglione, dove hai battuto? Dove hai intappato? Eccomi pronta. Avete battuto? Dove hai battuto? Non ho battuto precisamente. Mi si è impigliato il braccio tra le due lettiere che mi hanno stretto la carne come in una morsa. Mi è rimasto un segno nero come di un gran pizzico. Come può succedere tutto questo? È sano, Davvero? Non lo so nemmeno io. Volete aiutarmi?
Ciao caro, pensa a me, io penserò a te. Ciao. E vedemo. Ma quanto spirito che hai! Quanto spirito che hai! Manco una bottiglia di cognacchi vecchio! Ciao, ciao Milla, ciao, ciao! Ah, mi pizzica! Portami un bicchiere di acqua e un limone! Marciamo! Avapire coscienza, è vero? I miei parenti sono assidui e cainci. Assolutissimo, perché sto vuole stare tranquillo. Se signorina fosse più davvero vostra moglie, non fosse certo da me la vostra parentela. Quale parentela? Sono nipoti di Michelino, suo cognato. E basta? E basta, ma occhio assiduo è Don Lucino. Ah, io do gli occhi assidui, è vero? Non ve nemmeno due voto io, la signorina. Anche quando non ci sono io? Sì, mercoledì scorso per esempio, quando lei ne uscì alle 5 di mattina per dire la campagna. Ebbene, io alle 5 e mezza era qua, per tenere compagnia a signorina. Sta bene, passate. Cara! Oh, tocca? Non ti fai scrupolo a venire qua? Come mai ti decideresti? Cara, è per venire qua, fino a cioè. Come sì? Ah, bonetto, ma tu mi pare scena sta tua visita. Cara, io vini qua che ti volevo dire una cosa. Dov'è la tua signora? Chiamila, che c'hai a parlare. Come? Tu, la signora Maria Stella Duscio in Faro, non ti fai scrupolo rimettere da contatto con una donna non maritata? Senti, Cole, mettila tu babbio. Chiamila, che c'hai a parlare. Non c'è. È un ne. Chissà, io ne scivo. È un io. Oh, bella madre, che ne sa io? Tu sai che io sogno degli uomini che non ci contano i pasti so femmine. E perciò non sai un niente. No, cieco. Cieco, babbo, ribamminuto, imbecille, energumeno, ma mi fai stiri! Marastella, lo sai che io sogno da fradoranni e sogno da mia casa. Io saccio solo che tu non solo diventare sta favola al paese, ma mi mettesti un fermo da mia casa. Che c'entra tua casa? Che uomo che c'entra mia casa? Padre e figlio non si vanno a vedere. Padre e figlio voi? Lucina e Michelino. Stamattina si sostiene una scusa qualunque. Lui ammazzato, povero creatura. E ci rompi un razzo. Tutti a pochi sbagli, io sbattivo fuori. Ma da quali mondo campi? E che c'entra? Da tutto questo, Milla. Ma quali 1.000 e 2.000? Tu di cui non siamo sta baiascia, guarda. Come scappa sta occa, Marastella! Non dire male parole. Cola, ma non ero. Signori me, che giornata oggi! Signori me, che fa curani da mia casa! Che fa curani! Cola, leggi. Stamattina, sogna la scrittura della tua signora sentimentale, leggi. Ciucciù è stamattina al Lucino, mentre ci voleva Ruggilecco. Cioè, ci sborricavano sta sacchetta e ciucciù è sto coso. Ti giuro che voleva ammazzare, voleva lasciare i nastri chiaro in tuo letto. E che c'è domani? Signori me, magari la volpa diventò la ciucciù a chi possa arrivare. Io sto occhiali morto di prima di ir a Roma. C'è domani a sordi. Che bisogna avere piccioli relocino se io non ci ho fatto a mancare niente? Figlio, sa su mamma Michelina a casa che non sortava che è disgraniata. Non
insultava. Oh, pizzereddo. Ciao, pizzereddo. Oh, giovinotto, come vuoi che ti dico? E giù spunta a casa, Ciancello, hai i primi di sangue. Chi hai, Michelino? Niente, mamma. Ha detto la signora Mira se non puoi consentire alle mie voglie, io mi metto con sua salazza fame. E allora i giuristi prima mi rispetto dopo. Non voleva toccare, ma troppo dissi. Gli faccio essere uno sciaglio da famiglia. Almeno un euro con un euro non tinci. Già, così la cosa restava in famiglia. Ah, che figurani, signori belli! Che figurani da me casa! Ah, non c'è più a chi posso arrivare. Parabotte e Mascalzani, tuo marito e tuo figlio. Su, due disgraziati, due vittime su! Non voleva che ricevissi più a tuo figlio. Poi! Tuo marito, me ne faceva una questione personale. Farabotto! E dove farabotto? Padre e figlio! Turisti, due disgraziati! Già, due disgraziati! Aspettati che mi furriò la testa! Chiedo! Che giornata! La testa pesante. Milla oggi avevo montato con Milla a Caenza. Uno traseva la porta e l'altro riusciva al giardino. Non dire che Michelino è qua! Senti, lo farò uscire dalla parte del giardino. Sta bene, pareo ma pattate. La mela così mi pareva. A mocca, credazzo. A mocca, para qua. Chiedo se mi viene. Chiedo se mi viene tutto sgranciato. Con un braccio attenuto a guardo, con un occhio nero. Chi hai? Che schera muna? Hanno cacciato. E chi dà tircio creatura? Usavi solo io che portava il tuo soccorso. Avete fatto la mia commissione? Cirissi? Sì, bene, passate di là. Davanti a te, Nicolino, non posso parlare. Signora da bene, sicura la porta, e io qua, a mocca di cazzo, boh, non ti fai questi insulti, fino a femmina di chi stai sentendo il gioco ora. Oh bella, quando mi ricevi tu stava bene, ora che mi io stesso personalmente non posso che vedi, non farà bottognolo. Che fai cosa? Non ti fai non ti devi cosa, ti vedi sfregio apposta. Campione di me. Ai! Che fu cosa? Pure pazzo diventasti? Che fu? Un battuto, cioè non ho battuto precisamente, ma mi si è impigliato il braccio tra due lettieri. Tu lettieri? Quale lettieri? A essere un pizzicone terribile di tuo figlio Michelino, quando seppi che nasceva questo pezzo. Come ricesti? Come ricesti? Quale pace a casa? Tuo marito! Solo guida ne scivo! In carrozzagnosa! Sì, facesti sulle aniere! Ero l'uomo respirito io già, ero l'uomo respirito! Era a forza, andava a mangiare pane e tomazzo! E non ti preoccupare, ora ci vai io! E se c'ho un cucchiati, ti faccio sapere che io mi come sfregio! E succede il cavazzo, succede la guerra, lo 15 di mo candidato! Signor Cavaliere! Andiamo in zona che lo aspettiamo! Entra, che accomodi! Signor Duscio! Comunque, porco signore! Dammi malazzi e getti! Comunque, ecco signora, il rapporto pervenutomi dalla questura di Roma Che imbarazzante! in base a quella sedicente signora. S'accomodi, cavaliere! Ma mi ho accomodato, grazie. Guarda che sogno! Scusi, signor Duscio, con chi ce l'ha lei oggi? Non ci basta! Non ci basta! Non ci basta! Oggi è l'orgasmo, mio fratello, prosegua! Ma che proseguo, signora! Io ancora devo cominciare! Cominci!
giusto quanto eccetera eccetera, in risposta eccetera eccetera, risulta a questo ufficio eccetera, signor Duscio, si calmi, oggi lei è nervoso. Dunque, risulta a questo ufficio che la sedicente Milla Milord... Lorda, che mi hanno lordato la testa insieme a me! Minaccia di strada! No, dico, posso continuare? Credevo! Dunque, che la signorina Milla Milord usa questo nome dal carnevale dello scorso anno e lo denunciò per la prima volta in questa pensione violetta di via Frattina. Prima si faceva chiamare, anche nei programmi di varietà, Elsa Spada e sotto questa denominazione fu implicata nel processo del barone Pollicino per truffa, false incambiali. Essa fu assolta per non provata reità, ma nel processo emerse che le sue vere generalità sono le seguenti. Nome: Concetta Cafiso, di padre ignoto e della Furrosaria. Età di allora, 3 anni fa, 22 anni. Luogo di nascita, Val Guarnera di Sicilia. Carrapepe! Val Guarnera di Sicilia, legga. Val Guarnera, Carrapepe, provincia di Caltanissetta. Per l'appunto, sì. Oh, a Romagnola continentale. Era di Carrapepe! Ma ammazzo! Ma che s'ammazza? Ma scusi, signor Duscio. Ammazzo! S'ammazzasse, ma che importanza ha se è siciliana? Che importanza! Usavi senti di lei? Io potevo fare un continentale con una continentale, ma è logico che con una sicilianazza hai a fare un siciliano. Mai a compromettere per farlo? No, Golan, ti c'era che Luca ti stava a compromettere, mi comprometto io! Signore, qua non si deve compromettere nessuno! Che ci sto a fare qua io? Che diamine! Comunque, signor Duscio, lei dove la conobbe? Alla pensione Violetta, quella di via Frattina. Cantava al cappellocco e poi si veniva vestita con di geisha come al fianco. Già, canzonettista. Canzonettista, stonata come un piatto rotto. E io un babbo pagava a 4-5 carrozze 4 lire all'ora. Battidici mano, brava, bene, la rivolgiamo, io da cantare. Tutte le donne, il c'erano qua. E io bene, brava. Ah, come poteva pensare che una di Carrapipi, la siciliana, aveva il coraggio di ieri sera a Roma a cantare. Non c'è un re, un papa, i senatori, i deputati, e tutte l'hanno di venire di persone all'osso. E così sono siciliani, raramente non rinescono quando rinesci, figlio. Passa avanti e porta bandiera. Mi mangia una posizione. Usaggio! Sempre mandando Robby e pacchi alla sorellina di Milano. Ma quale sorellina di Milano? Un'amica complice. Si capisce? Buvaggio colonnello, amaggio contessa, morti? Questi parenti l'hanno morti. Ma non l'hai capito? Ieri li baci ignoto, ieri una giovadella! Bastarda! No, giovadella! Intanto mi rovinò. Ma ammazza, niente, ma ammazza e finito. Ma mi dico, vieni calmi di me, non ti va troppo con il comunque, scusi signor Duscio, io continuo a non capire. Io, veramente proprio, ma lei perché deve far sapere che è siciliana? Qua non lo sappiamo che noi tre soltanto. Io non parlerò. La signora e voi tantomeno, credo. No, guarda, non ti pigliare bene. Ora Gnaccio ci mette il ciuanco. Mi si stima mi valigia. E niente un Gnaccio a montagna. E con tutto da scordarsi ne scendiamo. Pare che i cristiani sanno se tu amarasti tuo signor video. Bene, caro Don Cola, lo vede che tutto si aggiusta senza bisogno di disperarsi. Bene, caro signore, io adesso vado via. E mi raccomando, calma perfetta, ok? Che faccio? Vengo con lei? Cara,
delicato. No! Cami, vuoi che bottiglia, Gioia? Sì. Sì, Cami, stai. Lei se ne vada, mi stai con me, Claudio? Effettivamente, signora, lei è meglio che si stia qua. E forse, casomai, debba venire di nuovo per la signora. Anzi, lei sa che fa? Guardi, si nasconda là, capisci? Sì. Così, nel momento di qualche debolezza, lei è pronta a intervenire, Sì, capisci? farò come dice lei. La saluto. Caro Don Cola, che fa la fatta? Buono, figlio, basta. In America me ne vai. Quali America? Io turisti lui che fa. Ora ne pigliamo sti valiggetti, vieni. E tu, figlio, troppo lo signivari. Ora sai che ti voglio dire? Cosa? A lei che faccio? Chiamava la cameriera e ti faccio una bella sorpresa a Continentale. Manna. Portimi un bastone, un cappello cugiumo che l'ho salvato all'armadio, ci leva una fotalina e che vuoi? Non mi sputi. Brava, è un rinale le sputi. Ma ciao! Io sai che ti diceva appena io dovevo il cane? A schifio! Sì, mi chiappi mi sbagli a sbatti fuori. No, che mi stuferite, gli a sbatti fuori. Sì, tonta, comincio da muccia che banda Sì, nella testa. Io mamma. Io ci dico a cameriera di non c'era niente a Ida. Ora Ida appena vieni ci dico. Senti, appena vieni Ida, canci di sugnuccata, raccomando. Gli a quanta ucca. Mudi. Coscienza sì. Alla casa. Ah, sei lì? Sì, e tu sei là? Senti! Da questo momento in poi ti proibisco di farmi mettere piede qui a tuo cognato. È un villanaccio. Chi ci farò? Carpa! A me colpi non me ne ha dati mai nessuno, va bene? Ma niente, mi fece una scenata perché abbiamo ricevuto qui Michelino e impone che non lo si riceva più. E allora io sono scesa dalla carrozza e sono venuta qui a piedi e lui a correre, a seguire. Finché fummo arrivati in paese. Poi l'ha smessa per non compromettersi con sua moglie. Ma aspettatelo qui da un momento all'altro. Ed io non lo voglio più vedere. Ecco. Senti, oggi, quanto mio cognato, che me ne vuoti, sono invitata a pranzoccare. Ah sì? E allora starai con loro da soli? Sta bene. Sta bene che? Quello che hai detto. E cioè? Che starò con loro a pranzo solo. Ma Cola, ma che significa questo linguaggio? E questo cappellaccio? Ma e questo vasetto? E questi sputi? E questo marruggio? Non l'hai visto ancora? Ebbene, spiegati, che significa? Significa che mi sto a fare faro continentale e sono tornato siciliano. E con questo? E con questo torno a usare un marruggio, a sputare il torrinale, a puliziarmi con naso, con l'arnese e a fare tutte queste cosette che niente sicilianette sole sappiamo fare. Oh, che delizia! E non solo, ma mi sto fai una cararitia. Come? La danimarchese non comprende. Non mi compampiri, non mangiate più, mi sto fasti. Ah, non ti piaccio più, eh? No, e sai il perché? E perché? Perché io ne voglio una secola dell'antica Ginacchia
nel vero centro della Sicilia. Per esempio, Carrapipì, Val Guarnera, Caro Pepe, la provincia di Caltanissetta. Richiedi che sanno mangiare se i ficarinnia e l'ossa, richiede che sanno capire ti vengo da che ti piglia bastonate in tararrere, ti scoccioli a uno e ti faccio accampare, richiedi che sanno capire se non te ne vedi. Mi stanno unciando, anzi no, mi unciaro, mi venga a picchiare bastonati e tutti questi cosetti che mi hanno, che seriamente avevo fatto. C'è altro? Non ti basta? Mi avanza, mio bel villano. Prego, non mi inzonzare più. La Daddy Marchese lo comprende che viene a dire inzonzare. Non voglio essere più inzonzata di te. Ebbene sì. Non voglio più insudiciarmi di te. Prego. Ero così stufa di stare con un tipo buffo come te. Troppo gentile. Vecchio sciancato! E purdicinetta con giù! Ancora gliela siciliana? Sì, ma chi sta poi? A conferma! E come diresti che un vecchio sciancato? E purdicinetta con giù! Lo sentivi? E ancora avanti, vento da re! E sta pure tutte veri! Affrescate luci! Sì, pure un calucino. Meno male che vennero gli artisti, ma se allora si incontravano. Sì. Ah! S'avevi visto? Come? A te cercava, a te. Scusa, Lucino, ho consentito. Mi ha finito di ringraziare a mia fraghe. Lo sai perché? Perché Mannocchi dagli anni. Ma no? Cavolo, sei contento? E che c'è il dubbio? E quando sono io? Allora, ti buttate per strada, manco 5 minuti, E chi avevi chiesto? Io dico che sono dai pernici a poi. Basta, che si sappia! Essere a vernice a reto, ma... Non mi interessa a me, che si sappia! Se no andiamo da vernice, un compagno io a Roma! Un compagno io? No, compagno! Che un compagno io? Basta! Non mi ci arrivate! Becca! Se mi hanno a operare il capo mi faccio spaccare il capo! Stava terra! Oh, sai. I nostri ragazzi vogliono adesso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con entusiasmo e spirito di collaborazione alla realizzazione di questo lavoro teatrale. Un sentito grazie va al sindaco e all'assessore Castrovinci e a tutta l'amministrazione comunale per aver patrocinato l'iniziativa, a Padre Calogero per aver messo a disposizione i locali necessari ad effettuare le prove e quindi a tutti coloro che in qualche modo hanno dato il loro prezioso aiuto per realizzare questa serata. Grazie a tutti. Vabbè, presente Caruso, dai, fare uscire Caruso. Dentro lo zaino i ricordi che le ha scordato la vita.